I giovani veneti e istriani paladini dell'identità regionale. Si è tenuta nei giorni scorsi la premiazione del 15° concorso per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Un'iniziativa promossa da Regione del Veneto per celebrare un patrimonio identitario che va ben oltre i confini tracciati dalla storia. Un'iniziativa fondamentale per far capire ai ragazzi da dove arriva, la storia e le radici della regione nella quale abitano, e quindi per raccontare tutta quella parte spesso sconosciuta ma che magari vediamo in ogni angolo dei nostri monumenti, delle nostre città d'arte piuttosto che nelle nostre realtà storiche. Oggi abbiamo potuto gustare quelli che sono i lavori fatti dai bambini e dalle scuole, logicamente coordinati dagli insegnanti e dagli istituti comprensivi, che ci hanno permesso, e lo è stato dimostrato, è stato visto, che le scuole sono andate alla ricerca di quelle che sono le radici, di quelli che sono le nostre esperienze, la nostra cultura, e che ci ha permesso di trasmettere e ci permetterà di trasmettere alle generazioni future quelle che sono le nostre radici. Coinvolti per l'occasione 57 comuni e raccolti 69 progetti che hanno valorizzato la conoscenza della storia regionale e i valori di cultura e costume. Io credo che tutto questo sia un patrimonio che sia giusto che i ragazzi conoscano e di cui vadano orgogliosi, quindi bisogna festeggiare questa eccezionale connubio che ha fatto della Repubblica di Venezia e quindi di tutto il Veneto quella che è un esempio anche in altre Costituzioni. Il ruolo che hanno avuto anche queste scuole per presentare i progetti è stato anche un ruolo non solo culturale e di valorizzazione della nostra lingua, ma è stato un ruolo sociale, e quindi coinvolgere le comunità e ripescare un po' tutte quelle che erano e che sono le nostre tradizioni e renderle praticamente fruibili a tutti. Un obiettivo che i ragazzi hanno potuto raggiungere anche avvalendosi della collaborazione delle Pro Loco. Su questo ringraziamo le Pro Loco del Veneto, che sono sempre attive, che si sono date da fare, che mantengono vive le tradizioni, soprattutto fanno promozione del territorio, e questa promozione del territorio non è solo l'enogastronomia come spesso magari viene associata, ma è anche il scoprimento di quei luoghi anche nascosti, a volte anche meno commerciali rispetto ad altri, ma che dopo una volta scoperti possono essere veramente motivo di incontro turistico ma anche di incontro di culture.